Esce! Professore, ha dimenticato la borsa. Tirala subito giù. E non posso, c'è la penna stilografica, si può rompere? Obbedisci! Vabbè. Donna Rosa, ma che te non professore Sabatini, la musica calandra? Professore, mi sono ricordato il motivo di quella canzone. Che motivo? Ci sono in ritardo alla scuola? Sono 3 giorni che non si può parlare. È suonata la campanella? A voglia, ma lo sente il direttore. Professore! Buongiorno, direttore. Scusi tanto. Scusi il ritardo. Sa com'è. Buongiorno, signor direttore. Professore, si fermi. Dica. Sono 3 giorni che lei arriva con mezz'ora, anzi per essere precisi con 3/4 d'ora di ritardo. È vero. L'altro ieri si è svegliato con la casa allagata. Ieri con il gatto che non sapeva scendere dal letto. È vero. Oggi per che cosa? La cosa, come si chiama? Quello che fa i cosi per la casa. La domestica forse? La domestica. Come lo sa? L'ho intuito. Beh, vada avanti, cosa ha fatto? Si è cosata. Alla sua età, capito? No, non ho capito niente, cosa vuol dire? Come? Eh? Si è cosata, si è cosata con i cosi, con i barba... Ma che barbabietole? Con i barbituri? Barbiturici. Si è avvelenata? Signor sì. Ah, per amore, si capisce. No. Come no? Si è avvelenata ma non per amore. Ed è morta? Sì. Ah, è morta? No. Non è morta. Sono arrivato in tempo. Basta! Lei deve preoccuparsi di arrivare in tempo a scuola. Solo a scuola. E invece sono 3 giorni che mi arriva sempre in ritardo. Fai presto. E tu dove vai? Latte, signor direttore. Ah, sì? A quest'ora si viene a scuola, eh? 1:15 dopo che suonata la campanella. Lo sai che alla scuola gli orari sono sacri? Professore. Mi lasci fare? Lasci sbrigare a me la questione dei ritardi. No, lo facevo per la disciplina, Ma questo spetta a me. Lei intanto, signor Perrella, torni a casa, E venga a scuola accompagnato dalla mamma. Ma la mamma già lo sa che sono uscito in ritardo. Sono 3 giorni che faccio io le commissioni di casa perché lei sta male. Basta così. Vai a casa e torna con tua madre, capito? Avanti. Via. Avanti. Ma cosa succede da 3 giorni a questa parte in paese? Ma stanno tutti male. Caro signor direttore, sono 3 giorni che succedono cose... non mi faccia parlare. Ma cosa dice? Cosa dico? È che quel ragazzo ne risente della mancanza del padre. Ah, sì? Eh sì, caro signor direttore. Non si sta per dei mesi lontano dalla famiglia per fare il porco comodo, ha capito? Ma è comodo proprio sino ad un certo punto, caro professore. No. Insomma, il padre del bambino, se non sbaglio, è Perrella, no? Il capitano comandante il piroscafo Segesta. E come si fa a parlare di comodi propri con uno che naviga per dare da mangiare alla famiglia? La famiglia? Ma lasciamo andare. Appunto, dico, lasciamo andare il capitano È quello che dico io, lasciamo andare. Dico, lasciamo andare il capitano Perrella. No, lo dico io, lasciamo andare. Vuole farmi parlare per cortesia? Parli, Lasciamo andare il capitano Perrella perché tanto a noi non interessa. Lei adesso ritorna in classe, E mi raccomando di ricordare ai suoi alunni che devono portare tutti indistintamente il quaderno. Oggi ce l'hanno soltanto 2. Quaderno? Già. Il quaderno? Il quaderno. Il quaderno? Scusi tanto, signor direttore, vengo subito. Professore! Vengo subito. Professore! Professore! No, cosa fai qua? Compro lo zucchero filato. Scommetti che sei venuto a scuola senza nemmeno il quaderno, eh? No, signore, ce l'ho, eccolo qui. Dammelo. Professore, il quaderno. Grazie. Ma come, sei ancora così? Ancora devi sparecchiare, sono quasi le 3.
Hai capito che aspetto una visita importante, una lezione riservata? Ma che succede? Non dormite, non mangiate, state sempre agitati. Ma si può sapere chi deve arrivare? Arrivare? Chi deve arrivare? Ma arriva la febbre! Ma arriva la febbre! Vai in cucina, ubbidisci, sbrigati! Vai! E se senti suonare non andare ad aprire, vado ad aprire io, hai capito? Calmatevi, calmatevi! Vai! Oh. Vai! Accidenti a me! Se io fossi nato un disgraziato non avrei bisogno della governante. Ma perché sono nato professore? Abbasso le governanti. Che ore sono? Che ore sono? Questo è fermo. Questo pure è fermo. Donna Assunta, per cortesia, che ore sono? Quasi 3, professore. Quasi le 3. Ma che aspettate, gente? Sono affari miei. Aspetto chi mi pare. Buongiorno. Uff! E stanno sempre con gli occhi addosso. E ti guardano tutto quello che fai. Questo è bello. Professore! Chi è? Professore! Professore! Che c'è? Professore! Volevo sapere quel motivo lì, sapete quello che fa... Quale motivo? Quello che piace pure al farmacista. Ma che ne so io, piace il farmacista? Ma che ne so, ma che motivo? Ti stanno sempre con gli occhi addosso come le civette, so. Porca miseria! Questo è lei, sì. Ti ho detto che la porta lavoro io. Va bene, aprite voi. Buongiorno, professore. Voi? E cosa volete? Come che vogliamo? La lezione. Ma già è vero, mi ero dimenticato. Comunque oggi non ho tempo. Via! Per noi? Ma poi glielo posso dire a papà che è stato lei che... Ho capito. Andiamo. Per quello che mi danno i vostri genitori per questa lezione? 200 lire all'ora. 200 lire all'ora. E già, i vostri genitori noleggiano la scienza come se noleggiasse una vettura, un tassì. Avanti, accomodate. Grazie, signor professore. Grazie, signor professore. Vergognatevi Ma di che? di questa vostra ipocrisia. Ma no, dovremmo dirle al diavolo, professore. Lo preferirei. L'uomo deve essere leale. Già voi, con queste vostre facce, cosa già. volete capire? Già, già. Come? Che cosa? Giovanotto, oggi è la giornata. Che non si sappia che oggi è la giornata, che non si renda di dominio pubblico, che non si dica in data odierna, che oggi è la giornata mia. Capito? Allora, cosa dovete portare oggi? Italiano, riassunto dell'Odissea. Odissea. Sì, sì. Allora, leggiamo questo riassunto dell'Odissea. Ecco. L'Odissea di Omero narra le avventure di Ulisse. Narra. L'Odissea di Omero narra. Narra! Mi manca l'ere. A te ti manca tutto, ti manca il cervello, ti è cresciuto solo naso. Nara. Allora. Le avventure di Ulisse, guerriero e navigatore, che finita la guerra di Troia, navigò per diversi anni per raggiungere la natia isola Itaca e la moglie Penelope. Beh. Questo astuto e valoroso eroe greco... Questo astuto e valoroso eroe. Astuto e valoroso eroe. Ulisse era un porco. Ah, Omero... Anche. Finiamolo una buona volta e diciamo la verità a chi lo merita. Diamo il porco a chi è porco. Porca miseria. Me lo dite voi altri, chi gliel'aveva detto al signor Ulisse dove mi ci abbatte di fare il navigatore, abbandonando la moglie e il figlio e starsene lontano da casa per tanti anni? Me lo dite? Silenzio! Silenzio! E mentre quella poveretta di Penelope, rimasta sola a casa, doveva lottare e soffrire per difendersi dalle insidie dei 1000 braci, che cosa faceva il signor Ulisse? Oddio, mi diverte a sapere cosa faceva il signor Ulisse. Navigava. Già, navigava. Ma finiamola! Tutti siamo capaci di navigare durante i frangenti familiari extra. Ti do uno schiaffo, sai? E anche a te. Penelope. Chi? Pepe. Via, sto dicendo Penelope. Ragazzi, aspetto gente, qui non potete stare. Via, via, via. Ma noi stiamo sempre qui. E adesso non si può stare, ho gente di riguardo. Su, piglio questo libro, questo vocabolario, bisogna fare una traduzione. Ma oggi non è giorno di Io traduco tutti i giorni. Toujours. Je traduco toujours. Avanti. 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 La versioncina la farete qui dentro. Rosaria, non andare ad aprire, vado io. Andiamo, su. Non aprite, non aprite. Quelli insiste. Non andare ad aprire, hai capito? Uffa. Mi raccomando, soprassiedi. Buongiorno. Che vuoi? Il professor Lovico è in casa, vorrei parlarle.
momento, devo detto che andavo io da prima volta. ma- Vai via. Buongiorno signora, prego, si accomodi. Si accomodi. Buongiorno, signor professore. Siamo venuti per la giustificazione. Il preside ha ragione, caro Nonò. Sei venuto in ritardo. Andiamo, prego, accomodate. E tu vai a chiudere la porta. Vorrei proprio sapere chi è sta visita. Visite riservate. Ma che sto sti mistero? Rosaria! Rosaria! Signor professore, Cosa fai lì? niente. E allora chiudi la tenda che c'ho da fare. Va bene, va bene. Presto. Lì c'è tutto il mondo, ogni male, vedrai. E allora parla, dimmi cosa succede, cosa accade. Hai un modo di esprimerti. Ma no, io volevo sapere, sì, no, sa. Sì, sì, sì. Professore, professore, Che c'è? guardi quanto è bello. C'è il mare dappertutto. Sì, signore, c'è 3 volte più acqua che terra. Professore, Che c'è? lo sa che sono stato allo scalo? A vedere le barchette? No, a domandare quando arriva papà. Sono 5 mesi che non lo vedo. E allora? E non c'è nessun dubbio. Sono i medesimi sintomi che per non ho. Accidenti, ci mancava pure questa. Ma dimmi un po', sei sicura? Ho molta paura che mio marito debba accorgersene. Tuo marito? E chi c'entra tuo marito? A causa della voglia. La voglia? Quale voglia? La voglia di champagne. La voglia di champagne. Ma sono cose da pazzi. Ma come se uno si fa la voglia di champagne? E tu sai che io bevo solo acqua, ma quando sono in queste condizioni ho una gran voglia di champagne. No, champagne. Champagne, ma che cosa incredibile. Tu non puoi immaginare che giorno abbiamo passato mio marito e io quando aspettavo non ho. Ma come dico io, con tante voglie che ci sono sul mercato, ti fai venire proprio la voglia di quella voglia. È una fatalità. Ma che fatalità, è fatalità. Oddio, che c'è? Ci siamo. Oddio, che c'è? Eccola. Tu mi fai spaventare? Soltanto a parlarne mi viene voglia della voglia. La voglia della voglia? E dove lo trovo questo champagne a quest'ora io? Possiamo rimediare con una mezza cazzosa? Quello con la pallina. È buona. Una Coca-Cola. È buona, è americana. È made in USA. La bevono tutti. Professore! C'è una trappola. Ma che trappola è trappola? Sono 2 allievi. 2 allievi. Allievi, cretini, ma sono allievi. Eh? Professore, una candela! Qui non ci si vede niente. Non riusciamo a decifrare le lettere del dizionario. Non occorre vederle le lettere. Le persone intelligenti le lettere le sentono. Capito? Sono cretini. Ma che fanno qui? Tu sei pazzo. Tu vuoi rovinarmi? Ma no, no, tesoro mio, stai tranquilla, fidati di me, ti fidi di me? No. Appunto dico. Professore, la lampada! Te la porto subito! Ma chi c'è di là? Ma vediamo un po'. Senti, anche professore. Ecco la lampada. A voi. Favorite. E studiate perché l'ora non è passata ancora. Capito? Dov'è? Dov'è? Perella? Chi è? Ma che c'è? Chi è? Che spavento? Mi hanno vista. Chi? I cretini. Ma quelli sono i cretini, non capiscono niente. Sono perduto. Ma no. Che faccio? Ma niente. No. Oddio, questa si scrive un'altra volta. No, Perella. Traducete, è una parola. Ma che nome ci ha portato questo cretino? E oggi vanno a casa sente con papà. Non se la pazzi. Ma non capisci che se la voglia mi viene alla presenza di mio marito? Capisco, ma tu cerchi di essere forte. Fai uno sforzo su te stessa. No, non ci riesco. Forza di volontà. Oddio. Eccola. Riviene. Sì. Fai così. Fai così. No, forte. Così, sforzati. No, no. Professore! Che c'è? Vengo subito. Stai così, per carità. Che succede? Mi dice, i vercingetori ci attaccò il cetere sul lato destro. Lato è ablativo o dativo? Ablativo! Ablativo, disgraziati! Lato in latino si traduce cornus, della quarta derivazione. Cornus, cornu. Plurale de cornibus. Cornorum. Ti pare di buon gusto insistere su questo tema? Hai ragione, scusa tanto. E voi non parlate di corda in casa... E voi traducete, capito? Tu stai così. Professore!
Che so sti strill? Niente, vai via. Chiudi la tenda. E non ti impicciare degli affari che non ti riguardano. Impicciona. E sta sempre a impicciarsi. No, sì. Sì. Che vergogna, che vergogna. Calmati. In fondo qui tu sei la madre di un alunno. Scusami. E poi perché sei venuta fin qui? Venivi da te, no? Ma il saggesta arriva oggi alle 5, non capisci? Arriva alle 5? Sì, E quando riparte? domani. Domani? Vuol dire che tuo marito tutta la notte la passa qui. Ma allora siamo salvi. E si capisce. Siamo salvissimi. Fra coniugi. Oh, Lo so, lo capisco. Immagina tu quando io possa essere addolorato di questo. Ma cosa vuoi? Lo faccio per te. Non abbiamo altra scelta di mezzi. su questo non ci contare, Paolo. No. Io ci conto. È come se ci conto. Ci contissimo. No. No. Allora vuol dire che fra te e tuo marito... Oddio! Tra lui e me, niente. Dopo la nascita di nonno. Va bene. Non crederai che ti mettischi in una circostanza così. No, ma permettimi almeno di osservare che quest'uomo si comporta in un modo indegno. Ma che razza di marito hai sposato? È uomo da marito quello? No. E allora? Possibile che... Proprio... niente? Sì. Nessuna speranza? Ma allora siamo fritti. Siamo fritti. Ma come dite? Perché non si capisce che... Ma come nemmeno... Professore, Che c'è? Chi ti ha chiamato? Cosa vuoi? hanno portato questo pacchetto. Il farmacista, il fratello del dottore. Ah. Dottore. Questa è la bottiglina delle gocce. Dice che ve la siete dimenticati in farmacia. Io ve la metto qua. Ma che vi sta succedendo? Io non capisco. Dunque, quando riparte tuo marito? Domani? Sì, Per quanto tempo? 6 mesi. 6 mesi? Sì. 6 per 8, 50, 65, sì. Il conto torna. Non c'è altro rimedio. Il dottore? Sì. Lui sa come si deve fare. Che cosa c'è da fare? Oh, Paolino, mi fai paura quando ti metti a pensare. Tu hai un'idea? Non ancora. Però il dottor Puleo è un mio amico, per me come un fratello. È un uomo pieno di iniziative. Andrò da lui e lui mi aiuterà. Può aiutarti per me? Ma sì, lasciami provare. Al punto in cui siamo, l'intervento di un medico risolve sempre casi simili. Ma così mi comprometterai? Ah sì? Allora vuoi morire? Se scoppia lo scandalo e quel bestione tuo marito sa, ci strozza! Sì, per me la pelle io non ce la voglio rimettere. Oh, lo so, Paolino, è spaventoso. Ma è più spaventosa la tua idea. Ah, Il saggesta arriva alle 5. Io ho una voglia, tu hai un'idea, tutte le sventure in una ma volta. calmati. Vedi esempi da me, vedi come sono calmo, vedi? Lo vedi? Se tremassi, vedi, sono tutto, non tremo mica. Adesso vai a casa. Io vado in farmacia a cercare il dottore. Sì! Cercare il dottore. Spero da te prima che arrivi la nave. E questa sera resterò a pranzo da voi come al solito. A me gli occhi. Vai. Professore! Professore! A poco! Ah già, i cretini, me li avete dimenticati. Non respiriamo più! Ciao! Respirate col naso. Via. Arrivederla, signora. Stai tranquilla, capito? Ci vediamo questa sera a casa. Coraggio. Vengo subito! Coraggio. Professore, non la facciamo più! Un po' di fumo! Silenzio! Era un po' di fumo! Questa è prepotenza! Nonno, il suo lume ci ha asfissiato! Non ci vediamo più, capito? I nostri genitori!
Via! E ditegli ai vostri genitori che per quello che mi danno ne ho già abbastanza. Voi siete degli ignoranti, dei cretini, dei... No, settima divinità, accordo in terza. Al magista, è mezz'ora che aspetto. E va bene, donna Concetta, abbiate pazienza. Deve venire a ritirare la lista degli ammalati. Farmacista, mio figlio sta male. Signora, tutti stiamo male, tutti! Tutto il mondo sta male. Anch'io da un momento all'altro posso morire. Oh! Tira di sangue, vedi signore, non c'è niente da fare, ci sono feriti più gravi, se ne vada con l'aiuto di Dio, se ne vada, se ne vada. Ah! Mariannetti, ma che è successo? È successo che mi sento male. Ti senti male? Sì. Tieni, bevi un sorso d'acqua. Bevi un sorso d'acqua, un sorso d'acqua. Ecco qua, mi dici che è stato? Che è stato? Che è stato? È stato che voi uomini vi dovrebbero rinchiudere tra le sbarre come le bestie feroci. Vi dovrebbero rinchiudere. Ma che succede? La vedete, professore, quella donna? Beh. Quella donna è una santa che la potrebbero mettere in coppa all'altare. E invece suo marito si è messo in testa che lo tradiva. Guardate come l'ha ridotta stamattina. Il marito? Guardate, sì, il marito tornando in porto con la barca stamattina. Marito tornando in porto con la barca, ma... Oddio, mi sento male. Professore, Mi sento male. che c'avete? Un sorso d'acqua. Forza, professore. Mi sento male pure io. Dammi. Non fare così! No! Fa la re! Va bene. Ecco così. Scusa, il marito di quella signora è Gennaro detto il naso di cane? Sì, signore. Il marinaio? Sì, signore, il marinai. E chi le fanno quelle cose là? I marinai. Siccome sono porci loro, credono che pure le mogli sono fetenti. Guardate ragione. come l'ha ridotta, che Hai la povera ragione. donna, guardate come l'ha ridotta. Avete visto? Il marinaio. Non mi fai sentire le note. Mentre, professore, io non faccio per dire, ma le donne di questo paese, esclusa me naturalmente, sono pure come l'acqua da bere, sono pure. Mentre gli uomini... Gli uomini? Gli uomini... Che c'è? Lasciamo perdere, professore, lasciamo perdere. Vedete, per esempio, il marito di quella donna là? Quello sarà venuto da me perlomeno 20 volte e per 20 volte si è fatto trovare la porta chiusa in faccia così. Perché, professore, io con tutti, ma con i mariti delle mie vicine mai proprio, mai. Brava, questo ti onora, bravo. Sì, mi onora. E che l'umascalzone là, quando sono andata a dividerlo dalla moglie, guardate che mi ha fatto. Ehi! Un morso, sì, un morso. Li vedete i denti dei marinai? Sono come quelli degli squali, professore. Alla larga dai marinai, date retta a me, alla larga, Sì, professore. hai ragione, figliuola, larga dei marinai. Caro dottore, Ciao, Paolino. è mezz'ora che ti aspetta. A me? Sì, ma scusa un momento. Ciao, Che c'è? sono tutte qui le chiamate? Sì, Va bene. sì, roba da poco, sciocchezze. Io roba da poco, questa è gente che sta male. Beh, sarà influenza benigna, cosa vuoi che sia? Perché c'è? No, ti devo parlare urgentemente. Sì, ho capito, ti sei inventato un'altra malattia. No, è una cosa grave, Fai gravissima. piacere, se sei sano come un pesce. No, non si tratta del pesce, non si Comunque- tratta della... Sì. Non si tratta di una cosa che... Ho capito, È ne in parliamo diretta. stasera. No, parliamo No, stasera dopo le visite. Tu aspetta. Non ho tempo. No. Ma capisci che si tratta di una tragedia? T'ho già detto che non posso. E senti. Non insistere, non Stammi posso. a sentire. Vieni qua. Stammi a sentire. Nino! Sono qua. La cosa è enorme. 2 case. Una qui e una a Napoli. Il capitano Perella, eh? Certo che deve essere fortunato. Poi, con questa crisi degli alloggi, 2 case rendono bene. Nino! Nino! Zitto! Non strillare. Perché fai lo gnorri? 2 famiglie. Una legale e una illegale. E già, perché il capitano Perella, approfittando della sua situazione di capitano di marina, si è formato queste 2 famiglie. Non ti sembrano queste cose enormi? Cose turche! Cose turche! Come no? No, sì, vabbè, saranno cose turche. Saranno, sono! Nino!
Oh, i miei malati. Stammi a sentire. Stammi a sentire. Sì, sento. Lo sai che ti combina il capitano Perilla? No. Te lo dico io. Ogni qualvolta sbarca, quelle rare, rarissime volte che sbarca, cerca tutti i motivi per bisticciare con la moglie. A dormire solo. Si chiude in camera e spranca l'uscio con un paletto tanto. All'indomani riparte e chi si è visto, si è visto. Hai capito? Ma no. Ma tu che dici? Vangelo. Ma come? Quello arriva dopo tanto tempo. Chiude il paletto. Tanto? E la mattina dopo. E tu ti diverti? Beh, certo, è divertente. Scusa, uno... Ma dimmi un po', tu queste cose come le sai? Già. Come le so? E come le so? Le so. Sì, ma come? In qualità di pedagogo. E già, perché è un anno che io do lezione al figlio della Perella. Ah, sì. In qualità di pedagogo, eh? Ma lo potevi dire anche prima, no? Scusa, ma io sono arrivato. No, non lasciarmi così. Senti, che giornata, che giornata! Sentimi. Tu mi devi aiutare. Aiutare a salvare questa povera donna. Ma che fai i miei ammalati? Lascia stare gli ammalati. Ammalato più, morto meno, li stesso, no? Il dottore? Il dottore. No, non ho capito. Questa povera donna, lasciata sempre sola dal marito, e che invece oggi si trova, hai capito? No. E tu vorresti un aiuto da me? Sei un amico? Sei un dottore? Ah, sì. Ma queste sono cose da codice penale, hai capito? E per chi combina questo c'è una pena da 3 a 6 anni. Non hai capito? Da 3 a 6. Ma io non dicevo questo. Dottore, presto. Salutiamo, donna Matilda. Dottore, quando sta male. Buongiorno, dottore, come sta male? sta male assai. Tiene 75 anni e non ci conosci più. Non vi preoccupate, adesso vediamo. Salutiamo, professore. Io sto col dottore. Prego, accomodatevi, siete il padrone. Presto, dottore, presto, per carità, come sta male? Come si fa? Sì, fuori. Sì, me lo immaginavo. Beh, vediamo un po'. Da quanto tempo sta male? Da diverso tempo. Dico, potevate aspettare ancora un po' a chiamarmi. Dottore, ma voi che dite? E che vuoi dire? Che vuoi dire? Che vuoi dire? Quanti anni ha? 75. 75 anni. Ormai siamo lì. Ma perché ormai siamo lì? Ormai qui chi deve parlare sono io, no? Ne capisco anch'io qualche cosettina. Signora, si tratta di un embolo. Hai capito? Emboli. Sì, ha perduto la conoscenza. E vogliamo perdere del tempo con uno che ha perduto la conoscenza? Oh, dico- Noi abbiamo cose più serie, più gravi, più importanti da parlarne. Ma vuoi smettere sì o no? Signora, mi faccia la cortesia, vada subito in farmacia a prendere delle sanguisughe. Ma che la mandi a fare? Mi faccia bollire questa siringa. Vabbè, Vabbè. vada. E smettila, per piacere. Dunque, ritornando sul discorso di prima, tu non hai capito niente. Ma non ho capito, ma che cosa c'è? La signora Perilla. Sì, signore, la signora si trova in stato... Beh. E tu vorresti che io le facessi fare... Ma come ti permetti di pensare una cosa simile? Dì, per chi mi hai preso? Lo sai che sei una persona per bene, onesto, un galantuomo? Sono un professore integerrimo. Che se ne dica? Hai capito? Io? Vabbè. Lasciamo andare, va. Lasciamo andare. Come lasciamo Ma andare? sì, lasciamo andare. Come lasciamo andare? Sì, ma non ti permetto. Sì. Hai capito? Non ti permetto. Io da te voglio una cosa sola. Una cosa onesta e morale. Ah, sì? Ecco. E che cosa sarebbe secondo te questa cosa onesta? Sì, questo vuoi? Sì. Vuoi questo? Semplicemente. Dico tu lo vorresti da me questo qui. Ma da dove vengono queste idee? Insomma, tu pretenderesti che io costringessi l'asino a bere per forza, insomma. Però non ripiglierei il morto e te lo sbatterei in faccia. Scusi. Santa pazienza, ma da dove ti è venuta questa idea? Ma perché? Incosciente, ma perché? Scusa, perché... Ma come qui si minaccia una tragedia? Ne va di mezzo l'onore di una donna e questo cretino, medico laureato, ride. Io non mi prendo Dottore, ride, ma che è guarito, compare? Guarito? No. Venite,
compare, è guarito. È guarito? Veramente è guarito! È guarito, ma che è guarito? Silenzio! È morto. No, ma che morto, che morto? È morto. Ma no, non date ascolto, per piacere. Insomma, andate via e lasciatemi lavorare. Bacinelli in cucina. Sì, la bacinella dove sta? In cucina. In cucina. Che lei? Oramai. Vedi? Che vuoi? Oh, senti. Senti. Sì. E non correre. No, tieni qua, scusa. Che devi fare? Non lo vedi, l'iniezione. A chi? A lui, a chi vuoi che la faccia? A lui? Sì. E chi gliela fa? Senti, ti prego, ti sei già immischiato abbastanza, lasciami lavorare in pace. Stai fermo. Dunque, per riepilogare, Sì. ritornando al discorso di prima, il capitano Perrella. Ah, Perrella, ho capito. Imbarcato da 3 mesi, Sì. ritorna oggi, Sì. fra 2 ore. Vabbè. Si tratterà qui solo questa notte. Comprendimi bene, solo questa notte. Solo questa notte, ho capito. Domani riparte, Sì. va in Algeria, si tratterà fuori casa 6 mesi. Dunque bisogna approfittare di questa unica notte, altrimenti tutto è perduto. Capito? Capito? Che dici? Capito? Ho capito, sì. Sei sordo? Ma non sono mica un tuo alunno io, ho capito perfettamente. Tu vorresti addossare la responsabilità sulle spalle del marito. Ecco. E che è marito quello lì? E me lo chiami marito? Un uomo che trascura la moglie, che non fa il suo dovere, me lo chiami marito? Sì, ne convengo, certo che non è un marito regolare. E noi dobbiamo costringerlo a essere un marito regolare. Dobbiamo costringerlo a fare il suo dovere. Hai capito? E tu mi devi aiutare. Sì. Sì. Hai visto l'effetto dell'iniezione? Te lo dicevo io. Donna Matilde, sei arrivato. Venite. Ma è un palliativo. Sei arrivato, veramente. Tutti presenti, Don Pasquale, Donna Maria, Donna Carmela, lo professore, con il dottore, tutti quanti bravi. Tutti qua. Ma chi ha con questa persona? No. Dovete stare calmo. Dovete rimanere a letto. A letto dovete rimanere. Ma cosa fai? Ma tanto è questione di poco, rimani a letto. Ma stai fermo, lo spirito. E allora? Vediamo un po'. Dico, questo capitano stasera mangerà in casa, vero? Si capisce che mangi in casa? Sono invitato anch'io? Già, in qualità di pedagogo, eh? Beh, suppongo che non ti presenterai così a mani vuote. No, ho promesso delle paste al bambino. Beh, allora tutto è semplice. Va a comprare le paste. Ma cosa c'entrano le paste, scusa? Tu non ti preoccupare, compra le paste e portale in farmacia da mio fratello. Ci Ma penso io. le paste sono per il bambino. Va bene, ne mangerà anche la signora, no? Beh. E ne offrirai anche al capitano di quelle paste, no? E me? Ancora non hai capito? No. Senti, la chimica moderna oggi è capace di tutto. Fa confessare i peccati che si sono commessi e anche quelli che non si sono commessi. E se occorre, li fa commettere i peccati. Tu compra le paste e portale in farmacia da mio fratello. Al resto penso io. Mi sono spiegato adesso? Perbacco, sei un genio, sei immenso. Ne compro 20, bastano? Ma sì, sono anche troppe. Ma sì, ne compro 20, 30, 40, 1 miliardo, 2 milioni, tutta la pasticceria, i caffini. L'amore è una canzone cento note che trema come corde sotto e dite e 100.000 volte per bocca inzuccherata per l'occhio tutte femmine si mette a svariare. Professore, evviva! Andiamo. Permessa, All'amore che si fa quando cuore t'ha pugnuto, quando un piede te trasuto non ti fa più riposare. All'amore che si fa, movo che si ciò dai cercoriette ti fa sempre sospirare. Figliola bella, quando amore sa presente, e vi dice con permesse che su cielo io ne apprese non vi fa più riposare.
l'amore che non tiene buona cera, figlio stato va tientato, va a mire, non cerca una mogliere, venganno si per giura, per spazio cerca e femmina l'amici per giocare. All'amore che si fa, quando corre da pugnuto, quando un pietto per trasuto, non ti fa più riposare. All'amore che si fa... Forza, andiamo! Su con la vita! Preparate tutto che adesso andiamo a prendere Barrella, Allegra, Maria D! E perché dovrei stare allegre? Tra poco arriva il Segesta, ci sono 15 uomini di equipaggio, tutti sotto i 30 anni. Oh, sono 90 giorni che non toccano terra. E capirai, con quelle barbe di 3 mesi c'è poco da stare allegri. Ma che ti importa delle barbe? Che sta arrivando papà con la nave? Non ancora, per fortuna. E neanche quel disgraziato del farmacista si vede ancora. Il farmacista? E chi è che sta male? Tutti, stiamo male tutti. Tutti quanti male. Allora, fammi vedere questo tema di geografia. Su. Oh, gli occhiali. Che giornata disgraziata. Che giornata disgraziata, ma ricorderò finché campo. Che vuoi? Parlo da me. Allora. Dunque. La capitale della Francia è Vienna. Attraversata dal fiume Po, che si getta nel Mar Nero, bagnando Palermo, capoluogo dell'Italia settentrionale. Beh, non c'è male. Non c'è male, ti darò 9, Evviva! 3, 8, un 10 e 2, 9. Sei contento? Così più tardi vieni papà, gli mostrerai i quaderni ed egli sarà contento. Ricordati che bisogna fare tutto oggi perché papà sia contento questa sera. 200 e 2, 400. Cosa conti? Cosa conti? 400, 800, 1000 lire, professore, 1000 lire. E cosa c'entrano queste 1000 lire adesso? Sì, perché papà mi dà 100 lire ogni 8 e 200 lire ogni 9. Perciò 1000 lire in tutto. Ah sì, Sei contento, Io sì, ma lui no. No? Oh bella, e perché? Perché prima mi dava 300 lire ogni 9 e 500 lire ogni 10. Ma poi dice che lei li semina gli 8, 9 e 10. Ah sì, Così ha detto che io li semino, Sì, ha detto, perbacco, ma questo professore li semina gli 8, 9 e 10. Ha preso il quaderno e l'ha buttato via arrabbiatissimo, così. Allora si è arrabbiato? Sì, è ribassato subito la tariffa. Ha ribassato la tariffa? Oh, perbacco, e allora abbassiamo anche noi. Aspetta, sì. Sì, bisogna ribassare. Qui ti ho dato 8, ma che 8? Facciamo 5. Professore. Silenzio, ho detto! Professore sono io. Qui hai scritto cose dell'altro mondo. Te l'avevo dato 9, ma che 9? 0. 0 spaccato. Professore, le 1000 lire, professore, le 1000 lire. E va bene, te ne darò io. Ecco fatto. Che giornata, che giornata. Eccole qua. Addio caro pane, favorisca. Buongiorno, professore. Aspetta, adesso andiamo in porto a prendere a papà. Papà non è entrato ancora in porto, c'è ancora un po' di tempo. Come? Il Segesta non si vede ancora? No, si dovrebbe avvistare a momenti. C'è stato mare grosso stanotte e quando si naviga si parte... Il pericolo di qualche tempesta? No. Naufragio? Ma che? Qualche collisione, scoglio? Non facciamo che il capitano non arrivi, per l'amor di Dio. Ma che si crede? Lei è un uomo di terra, non può capire certe cose. Il capitano Barrella è il miglior capitano di tutta la costa. Quello spacca il minuto peggio di un treno. Sì. Quello sì che è un uomo. Quello la geografia l'ha imparata sul mare, mica a scuola, professore. Andiamo a prendere a papà? Sì, Aspetta, signore, che nonno non deve prendere freddi, che ha una polmonite. Andate, Non andate. si attende, mi raccomando. Andate. Professore. Ecco, sono pronta. Sei contento, Paolino? Oh, mamma mia. Ho seguito i tuoi consigli. Mi sono fatta bella. Ho messo il mio vestito da cerimonia, quello che mi feci fare apposta per il bar del Segesta. La mia sarta mi ha aiutato a trasformarlo. Assai è brava, molto, molto gusto. E segue la moda. Vedi questo drappeggio? L'idea è stata sua. E questa trina, penso se avrei mai osato, ma lei mi ha detto, ma sì, mia cara, le starà meraviglia. Credi che gli piacerà a Perrella?
non penserà mica che è un po' troppo... olè olè? Ah! Ah! Oh! Ai! Ma dico, mi vuoi prendere in giro? Mi vuoi prendere in giro? Ma ti sei guardato nello specchio? Ti sei guardato nello specchio? Ma lo sai che ti rifiuterebbe anche come spaventapasseri? Ti rifiuterebbe anche come spaventapasseri? Ma tu degli uomini non ne capisci proprio niente! Sei agnostica! Paolino! Eppure ti sono piaciuta! Ma che c'entra? Io non sono uomo! Cioè, sono uomo, non sono marito! Voglio dire che dei mariti non ne capisci! Non ne capisci! I nervi! È chiaro? Sì, degli uomini non ne capisci niente! Non ne capisci niente! E adesso, cosa fai? Cosa fai impalato? Vieni qua, cerchiamo di rimediare. Cerchiamo di rimediare. Dove vai? Dove vai? Non piangere. Non piangere, che io non posso vedere le donne che piangono. Mi fanno male. Hai capito? Oh, smuoviti, scuotiti. Dunque, come ti dicevo, i mariti vogliono trovare la pappa fatta. Dico, pappa fatta. Papà fatta. Sì, sì, la pappa fatta. Perché se viene tuo marito questa sera e ti trovi in questo stato, è vero, tu non sei piacente, non sei appetitosa. E non essendo appetitosa, egli non mangia, e non mangiando noi siamo disonorati. Capisci che siamo disonorati? Vedi questo vestito, come ti sei conciata? Lo vedi? Questo è un vestito della Befana. E questo carciofo, che significa? Ai mariti i carciofi non piacciono. Ma sono delle rose! Rose? Ma quelle sono rose carciofi. Bisogna fare qualche cosa. Bisogna fare qualche cosa assolutamente. E dillo tu, cosa devo aggiungere? Cosa vuoi aggiuntare? Quello vuole aggiuntare. Quello vuole aggiuntare. Io non morsa la sedia. Aggiuntare. Qui bisogna togliere. Arieggiare. Questa zanzariera che significa? Dimmi cosa significa questa zanzariera. Aprire, aria, pista. Ma come? Esposizione universale degli argomenti. Così. Mostra il décolleté. Mostra il décolleté. Decoltizzati! No, questo mai! Ma capisci? È in gioco il nostro onore! Lo vuoi capire, sì o no? No, non piangere, ti prego, sei buono. No. Sì, lo capisco, caro, lo capisco. I sacrifici che devi compiere tu, casta, tu pure, è enorme. Lo so. Ebbene, cerca di soffocare la rivolta del tuo pudore violentato. Sì, buona, sì. Vedi, cara, tu hai grazie, hai tesori che tieni gelosamente custoditi. Ma perché li vuoi tenere così gelosamente custoditi? Queste grazie, questi tesori? Esibiscili. Sì, buona, amore mio, esibiscili. Ascolta, Paoluccio tuo, sì? Li vuoi esibire? Hai capito? Non gli interessano, li conosce già! E tu ricordaglieli! No, scusa, no. Ma dico sei o non sei una donna? Sì, ma non sono una di quelle, ricordalo! Ma chi dice questo? Ma chi dice questo? Io dico soltanto che tu adempi ai tuoi doveri coniugali. Se viene tuo marito questa sera e ti trova vestito da Quaresima, mi dici i nostri sforzi dove vanno a finire? Gli sforzi miei, quelli del farmacista, quelli delle paste, dove vanno a finire? Scollati! Scollati! Io mi butto giù dalla finestra! No! Sono io che mi butto dalla finestra! No! Sì, mi ammazzo! Non ne posso più! Mi ammazzo così la facciamo finita! Moriamo tutti! Non ne posso più! Ma che donna mi doveva capitare a me! Calmati! Paolino, mi cambierò! Leverò tutto quello che vuoi, ma calmati, Sì, sono calmo, ma non ne posso più. Che ore sono? Quel mascalzone del farmacista deve portarmi le paste. Sono le 5 e non si vede ancora. Quello non è un farmacista, è un millantatore. Ma come sbaglia? Sbaglia perché gli spacco la testa. È cascato male con me, Paolino, tu ci credi all'efficacia di quella polverina? Ci credi? Ma che ne so io? Ma che cosa ne so io? Stiamo tentando, no? Tentiamo tutto, no? Il tentarlo nuoce. Ma che fai? Non ti sei vestita ancora? Ancora così? Non ti sei cambiata? Ma chi ha... Oddio, la maglia. Il décolleté con la maglia. Cosa da pazzi? Ma dove vivi tu? Nella luna? Mettiti qualche cosa. Che brutti vestiti, tutti vecchi, fuori di moda, racchi, roba antiquata, roba del 200, del 1000. Oddio, è lui. E lui? No.
su, per carità. Su, non è il momento questo di svenire, su, stai su, stai su, stai su, stai! Dai, oh, non mi fare così! Vedi come sei pallida! Ma tu mi hai detto che sono tanto bella quando sono pallida. Ma lui che c'entra? Io sono un professore, sono un raffinato, queste cose le capisco, ma lui cosa vuoi che capisce la bellezza e sangue? Lui è una bestia! Capisci? È una bestia! Disgraziato, più a sinistra, idiota! Forza! Eccolo lì, maledetto. Sono 3 anni che non vedo casa mia e 6 mesi che non vedo mia moglie. Basta! 6 mesi! Questa sera per me è Natale e Pasqua. Io credo che anche lei, comandante. Amore e come zucchero. Stanotte voglio riposare. Pasqua e Natale l'ho fatta a Napoli. Qui è Quaresima. Quaresima! Pasquale, ma che è? Agli lo capisci? Quando stiamo per arrivare a questo paese diventa una belva. Caro Don Peppino, tu sei il padrone di questa barca, ma se non ci fossi io... Lo so, caro Francesco. Guarda un po' se alla finestra ci fosse mia moglie. Ma sì, ci sarà senz'altro. Che c'è? C'è che... Che c'è? E tua moglie alla finestra non c'è un uomo. Ma cosa fai? Pizza di gradino, che è tardi! Vai calmo, calmo! Sto parlando di musica, vai calmo! Ma quello non è un uomo, è un professore. Ah, a proposito, tu vai a Napoli questa sera? Sì, dopo aver controllato e scaricato il carro. Ho dimenticato, tu conosci il concetto? E come no, tra noi non ci sono segreti. 4 ragazzini. Già. Costosa. Piuttosto, fammi un piacere, ho dimenticato i soldi per Concetta. Ecco, 30.000 lire per Concetta. Ma come? Io ti pago abbastanza bene. Tu vai via 5 mesi e lasci 30.000 lire. È troppo? Ma senti, caro Francesco, io non riesco proprio a capire come un uomo economo, tirato come te, ti sia messo sulle spalle il peso di 2 fatture. Vedi, se io non toccassi Napoli prima di arrivare qui al paese, tu conosci mia moglie, vero? Sarebbe un figlio ogni volta. Invece io tocco prima Napoli. E così qui mi faccio lavare solo la biancheria. Mi conviene di più, no? No, aprite basta, su dai. Appunto per questo ti dicevo. Essendoci in casa un bambino, era pericoloso che portassi le paste, sai? Il bambino prende una pasta, cosa può succedere? Vero, non ci avevo pensato. È come se i bambini si mangiano la pasta qui. Appunto, per carità. Ecco, per questo io non ho voluto. Che cosa non hai voluto? Che cosa non hai voluto? E cosa hai fatto? E le paste? Come le paste? Le paste, che le paste me le sono mangiate. Maledetto, come ti sei mangiato le paste? Ma no! E allora tutte... Ma non tutte! Già tutte, mi mangio 40 paste. Metà me ne sono mangiate. Volevo dire, 40 paste. Ne mangio 40 paste, l'altra metà se ne mangiate mio fratello. Ma un mozzo in testa, sa. Ti do un mozzico in testa, sa. E allora, E allora cosa hai portato qua? Cosa c'è? Un coniglio, un carro armato, cos'è? Ma che coniglio, che carro armato! Ti ho portato una torta al posto delle paste. Torta? Sì. Al posto delle paste? Sì. E l'hai preparata secondo la nostra intesa? Sì, secondo la nostra intesa. Vedi questa parte gialla? La crema? Sì, la crema. Può mangiare il bambino. Innocua? Innocua proprio. Questa parte scura... La cioccolata? Sì. Niente al bambino, mi raccomando, eh. Perché nella cioccolata c'è... Oh, fammi sentire. Ed è efficace. Sei un amico. Prego, caro. Oh, però, mi raccomando. Finisco in galera io, caro. E adesso vattene. Che saluto io. Vattene. Bocca al lupo, auguri, auguri. Arrivederci, ancora. Sì, tomba, Da capo. D'accordo. vai, vai.
l'avvenire di una famiglia. L'onore di una donna è tutto sospeso in questo pasticcio. Papà, era tanto che ti aspettavo. Il ciuffetto, i capellucci ben pettinati, il golfino, ma come l'ha conciato sua madre? Oh, però sei cresciuto, eh? Come va? Che hai fatto tutto questo tempo? Ho studiato molto col professor Sì, Conci. un marinaio deve studiare, e tuo padre ha studiato molto prima di arrivare. E dimmi un po', hai imparato a nuotare? No, No. no. Allora, forza! Il nuoto è un fatto istintivo! Nuoto di cani da soli, senza che nessuno glieli insegni! Nuota! Fidati di me, cara. Io sono un uomo di mondo. Lascia fare a me. Vedrai. Ah, brucia. La frangetta va così, tipo fatale, vedi? Amore mio, tu per piacere a quel bestione devi sembrare una di quelle, è chiaro? Fidati di me. Ecco, tenete. Ci voleva, lumaca. Ah sì, e adesso per colpa vostra il capitano se la pigli con me. Che mi chiamo di qua, che mi chiamo di là, io non ne posso più. Aspetta, ci manca qualche cosa. Ferma, eh? Ecco. Così. Vedi? Vedi? Adesso hai le sopracciglia come quelle del cinematografo. Magnifiche. Alzati, alzati. Vai a guardarti nello specchio. Benissimo. E adesso me lo dica il capitano Perella. Me lo dica lui, se non sei più bella di quella sua signora di Napoli. Oh mio Dio, ma sono spaventevole. Ma no, sei così come devi essere per lui. Ma così cambiata non mi riconoscerà neppure. Ma non deve riconoscerti più, deve vederti così, diversa. Ma io, una madre di famiglia, guarda cosa mi hai fatto. Chi c'è in casa? Dove siete? Insomma, non c'è nessuno in casa? Almeno datemi la valigia. Torno 2 volte all'anno in questa maledetta casa e naturalmente non c'è nessuno di voi al porto. Scusate, quello è stato il professore. Ma che stai dicendo? L'aspettavamo. Bentornato. Grazie, caro professore. Francesco. Ciao, ecco il suo allievo. Oh, mio nonno, ma è tutto bagnato, che gli è successo? Che hai fatto, mamma? Si è fatto male? Male? Nulla. Nulla, nulla. Gli ho fatto come fece con me mio padre, che mi buttò a mare vestito gridando o morto o nuotatore. E non è morto. Divenni nuotatore. Ma guarda che idea, buttare a mare un bambino. Mio Dio, assistici, ha già avuto 2 polmoniti. Mamma, ma lo sai che sei davvero buffa? Papà, vieni a vedere quanto è buffa la mamma. Zitta, hai capito? Guai a te. Ecco qua, ho comprato la carne, come la devo cucinare? Lasciaci, penso io, non ti preoccupare. Mamma mia, che ti succede? Signor, che avete fatto? Che cosa ho fatto? Non capisco, che c'è? Vestito come un artista. Come un artista. Perché ti mischi nelle faccende dei tuoi padroni? Ma... Vai in cucina. Papà, vieni a vedere com'è cambiata la mamma. Vieni a vedere. È cambiata? Sì, sì. Capitano, vedesse la signora ha fatto un complimento che lei non la riconosce più. Speriamo di sì. Un regalo per la signora, scommetto? Ma che regalo? Pigiama. Ah, in questa casa c'è una cosa che va. Lavano abbastanza bene. Abbastanza. È l'ultima volta che ti permetto di andare incontro a tuo padre sul molo. Papà, la mamma non vuole che io impari a nuotare. Ma vuoi star zitto? Sono già nervosa abbastanza. Ma tu non sei nervoso, sei buffa. Papà, vuoi venire a vedere la mamma, sì o no? Non posso. No. Non posso. No. Non fare arrabbiare a Paparino. Paparino? Paparino? Caro professore, Lei è troppo dolce con questo bambino. sono dolce? Lei me lo vizia. Ah, sì? Sì. Ah, sì? Sì. Glielo vizio? Sì. Io glielo vizio? Ebbene, se che siamo su questo argomento, caro capitano, lei deve sapere che il guai è un altro. La madre. Ma che madre è madre? Finiamolo una buona volta di nominare questa povera signora che è una santa donna. Ha capito? Che è l'espressione della purezza in persona. Oddio, insomma sì, ognuno di noi ha i suoi difettini. E chi è che non ce l'ha? No, veda, capitano, il guaio è che il bambino, essendo solo, figlio unico, è un po' viziato. Che unico. Questo lo dice lei.
L'unico. Viceversa, se invece di uno ce ne fossero due, cioè la coppia, la cosa sarebbe differente. Invece il bambino è solo, è scoppiato e capirà. Due? Non scherzi, eh? In questa casa basta uno e avanza. No. Guarda, il regalo per te. Guanti per la box. Sì, belli, grazie. Ma vieni a vedere la mamma. Vieni. Beh, che c'entra? Vado a vedere la Vieni a vedere signora. la mamma. Vado a vedere la signora. Vieni a vedere la mamma. Vieni a vedere la mamma. È qui. Vai via. No, basta, smettila di ridere. Perché? Lei non trova che quella faccia è buffa? Quella faccia di carnevale? Ma veramente a me non sembra, tutt'altro. Io trovo che la signora si sia fatta un maquillage onde rendersi più affascinante, più soignée ai suoi occhi, capitano, e l'ha fatto in omaggio a lei. È vero? Capirà, sono 5 mesi che manca da casa Sì. E tu resti solo per una notte, Francesco. Allora fammi ancora una cortesia. Non ce la faccio a mangiare con questa maschera di carnevale davanti. Su, muoviti! Voi due, scambiatevi i posti. E tu, bevi un po' di vino. Prego, signora, si accomodi qua. Coraggio. Così che gli sarei piaciuta, eh? Ah! Che c'è? Dico, dimenticavo il piatto, lo scambio. Grazie. Bere. No, il vino rosso no. Ah, questo ti fa bene. Io voglio lo champagne. Champagne. Maquillage. Champagne. Sogni. In questa casa diventano tutti francesi. Boh. Professore, perché ride? Perché ho sorriso? E come, non lo vede che sta sorridendo? Con la bocca? E con che? No, appunto, dico con che, non so, forse saranno i nervi, ecco, i nervi. Ah, perché ha i nervi sorridenti lei? Beh, sai, il nervo simpatico. Se c'è uno che deve avere i nervi, qui sono io. Ma il secondo piatto dov'è? Che cosa succede in questa casa? Sto venendo, un momento, mamma. Non arriva mai. Ecco, Ma che cos'è questo? è la carne alla pizzaiola. Cosa? La carne alla pizzaiola. Chi l'ha cucinata? Io no. Tu. Sì, l'ho fatta apposta per te, Francesco. Oggi in questa casa tutti fanno qualcosa per me. Va bene, portala via. E tu? Va, lavati quella ridicola faccia.
Signora mia, ci vuole pazienza, forse suo marito ha ragione. Sì. Degli uomini, le donne, non ne capiscono niente. Ma lei ha visto? Ma ha visto come si è conciata quella donna? Alla faccia l'ha vista, solo l'accordo con me. Ehi, mangia, mangia. No, perché vedo una cosa. Che cosa? Là, quella cosa lì. Oh già, è una torta che mi sono permesso portare io e sono sicuro che sarà di suo gradimento. Vado a rilevarla. Ecco. Che cos'è? Che cos'è? Se ne accorgerà che cos'è. È una specialità. Questa è proprio una serata di specialità. Per lei. Per me. Ancora per me. Questa è una torta. La vede? Metà crema e metà cioccolata. Evviva, evviva, io voglio questa, la cioccolata, questa. Va bene, mangia la cioccolata, ma stai zitto. Ma che siamo ammattiti? Ma che ci siamo ammattiti? E cosa c'è? Ma come deve la cioccolata dei bambini? Ma nemmeno per sogno. La cioccolata riscalda e già il riscaldamento. Ma sento un po', io ho girato il mondo e dappertutto i ragazzi mangiano la cioccolata, in India, in Cina, in Sud America. Anche i pigmei crescono a vista d'occhio anche se mangiano la cioccolata. Dunque io Va li bene, do la lo cioccolata. so, ma quelli sono altri bambini. I nostri bambini sono latini. E io sono professore di latino e so che ai bambini latini il cioccolato fa male. Mi creda, capitano. Mi creda. Mangia pure la cioccolata. Evviva, papà che mi dà la torta. Capito? T'ho detto di mangiare la cioccolata. No, Mangia. Evviva. No. Cosa? Ma che ci siamo ammattiti? Ma che... permesso, papà. Permesso un corno? Ma che siamo diventati pazzi? Lei non sa che... Silenzio! Hai capito? Se no questa sera faccio la strage degli innocenti. Come Attila, come Erode. Vai avanti senza cena. Vai via! E lei non intervenga. Perché lei non sa che quel bambino è un ignorante. Sì, ha detto che Vienna era la capitale della Germania, che la Germania era la capitale di Palermo, che Palermo appartiene all'Italia settentrionale. Basta! Per Dio! Va bene. Basta! Va bene. Questa casa è diventata proprio un manicomio. Prego, un momentino di silenzio! Un momento di silenzio! Fa due. Pronto? Napoli? Sì, subito. Signor capitano, la vogliono da Napoli. Vengo subito! Sta venendo. Scusi, che parla? Chi l'ha invitato quello scocciatore? Quello sta sempre qua. Ma questa è una casa o un albergo? Francesco, ti voglio dire una cosa, ma molto importante, capito sì o no? Stai a spiccare, hai venuto in casa, chi voglio parlare, una cosa importantissima. Sei tu, amore. Da questa casa. Ma che dici, te ne vai dopo tutto quello che sto facendo per te? Adesso se ne vuole me ne andrò andare? e dirò la verità a mio marito. Ma quale verità? Proprio adesso che lui sta per mangiare la torta. Silenzio, Sì, ma insomma che viene stasera? Si può sapere che succede? Ma no, cara, non ti arrabbiare. No, basta. Me ne vado. Addio. Come? Ma insomma, basta! A chi basta? Ma io non ti capisco stasera. O sai che mi No, sfuggiato? cara, non dicevo a te. Come non dicevi a me? Insomma basta, hai capito? Ne ho abbastanza delle tue macchinazioni. Aspetta un momento, Guardi che l'abbonato se n'è andato, chiudo la comunicazione. Ma no, accidenti, signorina! La mia decisione è presa. Devo pagare. Pagare? Con la vita? Sì, ma con la pelle non si scherza. Vieni qua. Io credo che la serata può finire benissimo in armonia. Lasci fare a me, signora. Io sono un uomo di mondo. Cercherò di convincere il capitano e vedrà che tutto... Che c'è? Francesco, devo parlare. Un momento, signora, e stia calma. Io mi permetto di consigliarle che lei con suo marito sbaglia tattica. Non vede il capitano come è arrabbiato? Io consiglierei, perché non ci rimettiamo a tavola e ci mangiamo quella bella torta, Professore, lei propone, lei consiglia. Sono stufo, capisce, che lei faccia il padrone in casa mia. Vado via, fuori. Ma veramente, capitano, io dicevo... Fuori. No, io dicevo, mangiamoci quella bella torta, che è magnifica. Buonanotte. Vabbè. Guardi che è meraviglioso, sa. Parte crema e parte cioccolato. La cioccolata, è fatta in suo onore. Comunque, vabbè.
tu stai a sentire. Quando non ci sono il professore può insegnare quello che vuole, ma quando torno 2 volte all'anno non voglio scocciatori fra i piedi. Mi basti già tu. Non vedevo l'ora che se ne andasse quel professore dei miei stivali. E poi l'hai sentito? Ha detto che non è un ignorante. Allora lui a che serve? Te lo pago a fare. Con roba da macchina. Vado a letto. Buonanotte. E tu cosa fai ancora qui? Vattene, vattene! Sì, me ne vado. E si capisce, ormai hai rovinato tutto, per forza, tutto colpa tua. Ti vesti da penitente, ti accolli, lo tratti male, gli fai una scenata, gli dici delle parole e vorresti che quel disgraziato... Ma via, via, dove siamo? Ma certe cose bisogna capirle. Grazia! Grazia! Che volete? I conti! Stanno al solito posto. Non ci sono! Portali! Voglio controllarli. Ecco, studiatevi il quaderno. A quest'ora della notte pure i conti va cercando. Ecco qua, tenete. Oh, qui c'è qualche cosa da lavare. Qualche cosa. Sì. Tutta questa roba. E quando la lavo? Stanotte. Stanotte. Faccio domani. Mamma mia, adesso devo fare pure il veglione. Ma- Dai, mettetela là che adesso devo sparecchiare. Purché sia pronta per domani. Guardate che spreco, questo pel dolce domani si butta perché la crema si inacidisce. Vabbè. Che peccato, 4.000 lire, 4.000 lire buttate. 4.000 lire. C'è la cioccolata, la lo pasta, so, la farina, cioccolata, ma stuzzicandini, 4.000 20 lire, oh, uova, 20 lo uova. zucchero, Beh, si capisce? Lasciami. Tanto ci vuole per fare un dolce, no? 20 uova. 20 uova. Una faccia. Che bellezza! Finalmente siamo salvi. Hai visto? Ha mangiato tutto il cioccolato. Si vede che tu non lo conosci bene, non servirà a niente. Ma no, ma perché fai così? 2 uomini della scienza mi hanno assicurato di non dubitare sull'esito. Assunta, ma perché fai questo agnosticismo incredulare? Stammi a sentire. Tutto andrà bene, vedrai, funzionerà. Non essere così, non fare così, ormai è nelle tue mani e nelle mani della scienza. Figurati, io questa notte per l'emozione non dormirò. Anzi, facciamo una cosa, domani mattina, se tutto va bene, se l'esito è positivo, mettimi un segnale al balcone, un bel vaso di fiori, Di modo che io vedendo il vaso dico, tutto è andato bene, tutto è andato ad hoc, hai capito? Un vaso di fiori, ricordati, vaso di fiori alla finestra.
Professore! Chi è? Buongiorno! Buongiorno, capitano, buongiorno. Ma non mi guardi con quella faccia così lunga. Venga su! Posso? Beh, prendiamo il caffè e facciamo la pace. E allora vengo subito, subito. Grazie, grazie! sto qua. Il caffè, subito! Un momento. Con tutti i manici lavati ho fatto la nottata, signor capitano, lo sapete? La nottata. Ma non vorrai che gli dia la lavandaia, eh? Certo. Con tutti i lavori che faccio di giorno, la notte una povera ragazza dovrebbe pure dormire, no? Buongiorno, professore, s'accomodi. Buongiorno, capitano. Oh, professore, come mai da queste parti a quest'ora? Già, mi sono trovato a passare sotto casa, ho visto un gruppo di gente e mi sono fermato. Già. Ebbene, è cascato per caso un vaso di fiori? Un vaso di fiori? No, niente. Come niente? Ne è sicuro? Capitano. Capitano, io sto parlando con lei fischia. Ma scusi, non si può fischiare. Ma sì, fischi quando vuole, dopo, ma prima risponda a me, abbia pazienza. È sicuro che non è cascata adesso su un vaso di fiori? Guardi, i vasi di fiori sono là. Sono 5. 5? Sì. Sono state sempre 5? 5, non c'è posto per gli altri. Appunto dico, sempre 5 vasi sono Sì. state. Grazie. Sono state sempre 5. E allora non è successo niente. Non è successo niente. Niente che? Ah no, dicevo così per dire, dico non è successo niente. Nella vita così, la politica, niente. Disgraziato. Eppure mi aveva assicurato, mi aveva. Vatti a fidare degli amici. Ma cos'ha stamattina? Niente. Piuttosto, lei, lo vedo con la faccia stranita. Io? Sì. Stranita? Lei è strano. Sono strano. Già perché sono un po' nervosetto, Passato una notte insonne. E lei? E lei come l'ha passata? Io? Ho dormito benissimo. Grazie, grazie. Ma viene questo caffè o no? Sì, ma mi metto a correre con la caffettiera in mano. La tazza del professore, non l'hai portata? E che ne so io, se la devo portare o non la devo portare, che me l'avete ordinato? Grazie. È modo questo di rispondere al signor capitano? Sì, e voglio rispondere invece, perché qua si approfittano tutti quanti di me in questa casa. E lui poi, non solo deve fare i compiti suoi di giorno, ma pure la notte. Come? Sì, signor professore, pure la notte. Oddio, orribile, la fantesca. Professore, che cos'ha? Cos'ho? Sì. Cos'ho? È che sono veramente meravigliato, anzi direi stupito. Ma di che? Come di che? Come di che? Non sembra niente lei. La cameriera che si piglia tanta confidenza. Sì. Anche questo è colpa di mia moglie. Mia moglie! Basta con queste povere mogli! Basta con queste sante donne! E parliamo piuttosto un po' dei mariti! Perché io sono un uomo onesto e le dico che un marito non dovrebbe mai trascurare la moglie, perché trascurandola commette un delitto. Sì, un delitto, anzi una serie di delitti. Perché non solamente costringe la moglie, che può essere anche una santa donna, a venire meno ai doveri coniugali, dico doveri coniugali! E inoltre un marito che trascura la moglie costringe un altro uomo ad essere infelice per tutta la vita. Sì, caro capitano, sì, quest'uomo ridotto all'estremo limite della sua sofferenza può perdere la testa, può commettere una sciocchezza e perdere la libertà. Che sono queste grida? Che succede? Non lo so, cara. Il professore è montato sulle furie, ma non so il perché. Ma no, io volevo dire... Si calmi, professore. Non bisogna montare in collera in una così bella giornata con un così bel sole. A proposito, devo mettere i miei vasi di fiori alla finestra. Sì? Fiori? Sì? Lei permette? Beh, ovvio. I fiori. Professore, finalmente lo vedo allegro. Beh, viva il capitano! E viva il professore! E viva il capitano!
5 vasi, eh? 5 vasi. Professore, Cosa c'è? c'è uno che vi vuole. 5 vasi. Ah, sei tu? Beh, proprio a te cercavo. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? 5 vasi. 5 vasi! Ieri sera ti ho cercato dappertutto. Finanche a casa tua sono venuto, non ti ho trovato. È successo un bel guaio, sai? Lo sai anche te, lo sai. Chissà cosa ci hai messi. Ma non è la quantità. Quante ce ne avrai messi? Ma non è la quantità. È che quel cretino del mio aiutante si è sbagliato. Al posto di quella roba lì ci ha messo la farina lattea. Ma chi? La farina lattea, roba innocua, la farina lattea. Farina lattea? Oddio mio. E se non si sbagliava, che succedeva? Oddio mio. San Francesco d'Assisi. Poi! No, niente, sciocchezze. Era il mio vice bidello. Voleva domandarmi una cosa. Bravo. No, dico bravo così, perché vi siete riappacificati, ecco. È merito suo, professore. Merito mio. Ma sì, quella torta che lei ha portato ieri sera l'ho mangiata. Ebbene, stanotte saranno state le 3 e mezza. Mi sono svegliato. Quella sua torta, squisita del resto, m'era rimasta sullo stomaco. Oh, non ne potevo più, certi bruciori. Assunta, c'è il bicarbonato? Come lei sa, ieri sera avevo litigato con mia moglie. Ebbene, andando a prendere il bicarbonato, ho avuto occasione di rivederla. E nella calma della notte ho ripensato a quello che aveva detto lei, caro professore. Cioè che la serata poteva finire benissimo, in perfetta armonia. Sì, in fondo valeva la pena di riprendere la discussione con mia moglie. E fu così che ci rimettemmo a parlare. E parlammo, forse anche troppo, sino all'alba. Ma devo ammettere che gli argomenti portati da mia moglie furono molti e molto convincenti. Come vede, professore, è merito suo. Sì. Sì, proprio merito suo. Mio caro professore, lei non dovrà più darsi pensiero per il bambino, ce ne occuperemo noi. Difatti, mio marito ha deciso di restare. Sì, io penserò all'educazione di nonno, ma non soltanto alla sua, anche a quelle degli altri che verranno, se Dio vorrà. Sai, il professore mi è stato di valido aiuto quando tu eri assente. Dobbiamo ringraziarlo molto. Lei mi confonde, signore. Per carità, io non ho fatto nulla. Sono io magari che devo ringraziare il signor capitano. Anzi, chiedo scusa se poco fa mi sono comportato come una bestia. In ogni circostanza bisogna comportarsi da uomo, professore. Lo so. È facile per il signor capitano, che ha una donna come lei, la virtù in persona. Beh, visto e considerate che io qui forse sono di troppo, vi saluto. Buongiorno, osegui. Buongiorno, arrivederci, professore. Caro, non toccherai più Napoli, eh? Napoli? Ma per carità, ti ho detto che ho deciso di tornare più spesso qui a casa e non soltanto per far lavare la biancheria. S'amore è una canzone che non si può scordare, è inutile a spiegare perché so dolce sti catene. Professore! Buongiorno! Salve a quest'ora! Due cuore solo per campare d'amore. È inutile a spiegare perché so dolce sti catene per fa campare due cuore solo per campare Professore, come state? Com'è andata la faccenda di stanotte? Non me ne parlare. 5 vasi. 5 vasi? Ma che state dicendo? Lo so io cosa dico. Il bicarbonato, la scollatura, la farina lattea. Ma professore, lo sapete che cosa si dice in paese? Si dice che da qualche giorno parlate solo, trattate male la gente, che siete diventato un pochettino così, eh?
Ah sì? Questo dicono? Oddio, certo, non hanno torti in fondo. Lo so, io vivo troppo solo. Tutto il santo giorno fra quegli stupidi cretini dei miei allievi e quella vecchia antipatica della mia governante. Lo so. Dimmi un po', Maria Mina, adesso che parti segesta, tu rimani come dire, disoccupato. Beh, certo. Cercherò di arrangiarmi un po', ma sempre disoccupata sono. Sì, eh? Dimmi un po', mia. Come? Dico, mia. Professore, io non vi capisco. E non posso strillare. Dico, verresti a casa mia al posto di quella stupida vecchia meggera intrigante della mia governante? Io? Gesù, professore, ma allora quello che dicono è proprio vero? Che sono un po' pazzo. Sì, sono un po' pazzo. Dunque, verresti a casa mia, sì o no? Ma perché non ti piace, forse? No, professore, tutt'altro. Casa vostra è proprio bella. È la casa di un gran signore, insomma. Oddio, magari un pochino triste, ma è bella però. Vedete, se io ci abitassi, ci metterei le tendine alle finestre, poi farei rimbiancare i muri di fuori. Sì. E poi sapete che mi piacerebbe metterci tanti bei vasi di fiori. Vasi? Vasi? Hai detto vasi? Ho detto vasi. Sì. Ogni tanto un vaso ci vuole. E ci stanno bene, no? È inutile a spiegare perché so dolce sti catene per fa campare due cuore sulle per campare d'amore.